È venerdì 15 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. E allora, cominciamo come sempre con le notizie, con la cronaca. Subito la condanna di nonno e zio Orco che hanno abusato delle nipotine con il consenso implicito dei genitori. Violenze che sono andate avanti per almeno 12 anni su due bambine che oggi hanno 14 e 20 anni. E adesso il Tribunale, come detto, ha condannato lo zio e anche il nonno, e la condanna anche per i genitori che non avevano denunciato gli abusi. Sentiamo. Nonno e zio abusarono sessualmente di due nipotine che al tempo dell'inizio delle violenze avevano meno di 10 anni. Episodi ripetuti che vanno dal 2011 al 2023 e lo fecero con il tacito consenso dei genitori delle piccole. Per l'accusa di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di parenti e con abuso di autorità nei confronti di minori di 10 anni, i due uomini sono adesso stati condannati a 16 anni di carcere ciascuno. Condanne anche per i due genitori accusati di omessa denuncia. A padre e madre sono state comminate pene a 12 anni e a 12 anni e 8 mesi di carcere. Le vittime, che oggi hanno 14 e 20 anni, sono state trasferite in una struttura protetta subito dopo la segnalazione del caso. L'indagine dei carabinieri, coordinata dalla Procura di Palermo, è nata dalla segnalazione di una delle due ragazzine che ha raccontato alla maestra di sostegno che quando aveva 9 anni il nonno e lo zio, approfittando del fatto che a casa non ci fosse nessuno, abusavano di lei sistematicamente. Nell'ordinanza di custodia cautelare vennero riportate le parole della vittima che descriveva in dettaglio le violenze subite. Abusi confermati anche dalla sorella minore con le stesse parole. L'accusa era rappresentata dalla procuratrice aggiunta di Palermo, Laura Vaccaro. Emanuela, veramente una vicenda bruttissima. Agghiacciante, direi. Allora, vediamo sul giornale di Sicilia, sorelline stuprate, 16 anni a nonno e zio, condannati a 12 anni i genitori che sapevano e tacquero. La più piccola subì abusi quando aveva soltanto 9 anni. E poi andiamo a vedere anche la pagina della Sicilia, a pagina 8, vediamo la notizia qui in basso. Abusi su minori in silenzio dentro casa, 16 anni a nonno e zio, 12 anni ai genitori. A salvarla dall'orrore vissuto per anni tra le mura di casa è stata l'insegnante con la quale ha scelto di confidarsi. A lei ha raccontato di essere stata violentata per anni dal nonno e dallo zio nell'indifferenza dei genitori che erano al corrente di tutto. Ancora storie con protagonisti minori. Oggi si terranno i funerali della quindicenne di Piazza Armerina che è stata trovata senza vita vicino ad un albero del giardino di casa. Il legale della famiglia dice: lavoriamo verso ogni direzione, e intanto il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. In una lettera i compagni dicono: non siamo omertosi. Non siamo omertosi. Gli studenti del liceo frequentato dalla quindicenne di Piazza Armerina, trovata morta vicino a un albero del giardino di casa, non ci stanno ad essere definiti omertosi. Crediamo che in un momento di lutto e dolore come questo il primo passo, prima di ogni altro, sia il silenzio, che non è sinonimo di omertà, bensì di rispetto e riflessione, scrivono in una nota. Poi lanciano un appello a collaborare alle indagini. Chiunque abbia informazioni sulla vicenda e sappia qualcosa, lo esortiamo a parlare. L'avvocato della famiglia della quindicenne smentisce di aver incontrato la dirigente scolastica. Ho già detto tutto agli inquirenti, ribatte la preside del liceo. Non ho ritenuto fosse opportuno incontrare l'avvocato, mentre il sindaco del paese ha indetto il lutto cittadino per i funerali. Gli inquirenti continuano a privilegiare la tesi del suicidio e il fascicolo rimane quello dell'istigazione al suicidio dopo che l'autopsia avrebbe escluso segni violenti sulla giovane. Finché non ho elementi tecnico-scientifici che non mi consentano di escludere l'ipotesi dell'omicidio sostenuto dalla madre, continuerò a lavorare in ogni direzione, ha detto il legale, mentre nel corso della manifestazione in ricordo della giovane che si è tenuta a scuola, alcuni ragazzi hanno consegnato ai familiari della quindicenne messaggi di scuse per gli insulti che sarebbero stati rivolti alla figlia proprio durante quella lite che le avrebbe provocato un turbamento tale da farle compiere un gesto estremo. Il quindicenne, che sarebbe stato al centro della discussione tra la ragazza e una compagna di scuola, è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Il giovane sarebbe stato rimproverato di essere l'autore delle immagini intime dell'adolescente che potrebbero essere state, secondo gli inquirenti, alla base della decisione di togliersi la vita. Emanuele, allora di nuovo dai quotidiani regionali per un'altra storia, dicevo prima, che vede protagonisti dei minori. Sì, l'Arimar, allora vediamo sulla Sicilia
pronti a denunciare oggi il funerale di Larimar, picchiato chi ha girato il video intimo. Larimar aveva avuto un violento litigio a scuola durante la ricreazione con una sua compagna che l'accusava di averle rubato il fidanzato. Durante queste urla era emersa l'esistenza appunto di un filmato che girava nelle chat e che l'avrebbe vista in atteggiamenti intimi in compagnia di un ragazzo, di questo ragazzo appunto che veniva conteso da queste due giovani. Video che era stato diffuso appunto da questo ragazzo che è stato picchiato. Questa l'ultima notizia. Ancora una storia dai contorni ancora foschi, Angelo, perché c'è chi dice che esiste questo video, c'è chi invece qualche giorno fa parlavamo di una amica appunto di Larimar che diceva io non ne so nulla né del litigio né tantomeno di questo famoso video che girava sulle chat. Bene, torno da te fra poco. Intanto c'è un aggiornamento dalle agenzie. Carabinieri di Messina hanno sequestrato beni per un valore di 170.000 euro ad un pregiudicato di 61 anni che è accusato di traffico di droga, ritenuto anche contiguo all'associazione mafiosa della famiglia dei Barcellonesi. Le indagini patrimoniali hanno accertato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da lui e anche dai suoi familiari. L'uomo era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Dinastia del 2020 che aveva portato in carcere 59 persone. E sempre nelle ultime ore c'è stata una confisca di beni che è stata operata dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, 2 imprenditori per un valore di oltre 300.000 euro. Adesso l'operazione di ieri che ha permesso di svelare quali erano diciamo, gli affari e come 2 cosche ad Adrano controllavano praticamente e imponevano il pizzo in alcune circostanze, ma soprattutto si è fatta luce su un omicidio avvenuto nel 2016. Sono stati decapitati i vertici di 2 clan di Adrano. Sentiamo allora il servizio di Spampinato. La mafia non dimentica gente che naturalmente ha in qualche modo abbracciato quella che è una sorta di carriera criminale. E non perdona. Con i 18 arresti avvenuti all'alba di oggi e che hanno impiegato oltre un centinaio di uomini, la polizia ha chiuso un cerchio rimasto aperto per quasi 20 anni e che ha visto contendersi il dominio del territorio di Adrano tra i clan Mazzei e Sant'Angelo. Tutto parte dal triplice omicidio di Alfio Rosano, Daniele Crimi, Alfio Finocchiaro, avvenuto a Bronte nel 2006 e prosegue con una scia di sangue e vendette che arriva all'efferato omicidio del 2016 in cui a morire torturato fu Nicola Ciadamidaro, autore per il clan Liotta Mazzone del triplice omicidio del 2006. La vittima, uscito dalla carcere nel 2014, si era tenuto lontano da Adrano, salvo poi tornarci fatalmente nel 2016. La vittima venne sequestrata, portata in una campagna isolata, seviziata e infine decapitata come ennesimo segno di ferocia del clan Sant'Angelo di Adrano. Il corpo non fu mai trovato, né il corpo e nemmeno il capo del Ciadamidaro. Le indagini della squadra mobile Etnea e del commissariato di Adrano hanno preso il via dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Giovanni La Rosa, che si definiva un killer perfetto. E quanto emerso attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, poi supportate da tutta l'attività di indagine che ha comportato intercettazioni ambientali, telefoniche, telematiche, attività naturalmente di riscontro e attività dinamiche sul territorio. L'operazione Meteora, prosecuzione di quella meteorite del 2006, fa luce sull'ennesima tappa di una scia di sangue nel triangolo della morte, Adrano, Paternò, Biancavilla. All'omicidio del 2006 seguirono gli omicidi di Nicolò Liotta nel 2007 ad opera del clan Sant'Angelo e come risposta quello di Francesco Rosano nel 2008, entrambi efferati. Rosano Francesco venne attinto mentre si trovava a bordo della sua autovettura in una strada di Adrano con 13 colpi di arma da sparo. Immagino che anche questa notizia ha grande risalto sui quotidiani stamattina. Sì, siamo sempre sulla Sicilia, leggiamo torturato e decapitato per vendetta, il killer col nipote per l'iniziazione. Ad Adrano, blitz Meteora, arrestati gli esecutori di un caso di Lupara Bianca, i verbali dei pentiti. Vediamo qui la vittima, appunto Nicola Ciadamidaro, scomparso nel 2016, vittima di Lupara Bianca.
Ora i killer del clan Sant'Angelo di Adrano, alleati dei Santa Paola di Catania, hanno aspettato 10 anni per chiudere i conti appunto con Nicola Ciadamidaro. Dal giugno 2016, giorno della sua scomparsa, si cercava la verità su questo delitto. E ora torniamo a occuparci del maltempo, dei disastri provocati dalla bomba d'acqua, dall'alluvione, i nubifragi che ci sono stati l'altro ieri. Riposto, Torre Archirafi, una frazione di Riposto, è una delle zone più colpite, strade devastate, il fango praticamente ovunque, le auto, come abbiamo visto nelle immagini, trascinate a mare. Questo è lo scenario che ci racconta anche il nostro Tonino De Mare. Quasi non sembra vero che questa strada era quella che vedete, con le auto trascinate dalla furia dell'acqua e finite addirittura in mare. Torre Archirafi si lecca le ferite e tira un sospiro di sollievo perché da queste parti si è temuto davvero il peggio. Mezzi meccanici all'opera per rimuovere auto incidentate, le altre sono in acqua, detriti sotto un sole che riscalda e che indurisce anche il fango. Si ripuliscono case, garage e cantinati, c'è chi viene a guardare o semplicemente a portare solidarietà. Stanno lavorando intensamente quelle della protezione civile. Io abito un po' più sopra e sono venuto a dare un po' di solidarietà agli abitanti di Torre Archirafi. Poca voglia di parlare, il pensiero è rimuovere il fango ed avere un minimo di normalità. Non ho potuto uscire nemmeno con la macchina perché c'è la strada bloccata. Poteva andare peggio, le cose si sistemano, le persone, le vite umane no. Molte macchine le abbiamo viste scivolare in acqua come fossero sembrava un film. Sembrava un film, sembravano i giochi dei bambini, perché l'acqua, la portata dell'acqua, l'acqua è arrivata qui. Noi abbiamo avuto l'acqua fino al terzo scalino. E qualcuno pensa ai tanti bambini, forse quelli più scossi dall'impressionante furia dell'acqua. I bambini che vedevano dai balconi sono rimasti sotto shock. Praticamente anche i figli di mia nipote questa notte dice mamma, dice c'è l'acqua ci porta a mare, sono rimasti scioccati. Il 13 novembre 2024 si aggiunge al 13 marzo 1995. Stesse scene, stessa devastazione, ma per fortuna niente morti e niente feriti e a giudicare dalle immagini è quasi un miracolo. E ora sentiamo la testimonianza della donna che assieme al marito ha soccorso 2 amici trascinati dal fiume di acqua e di fango. Madonna! Le macchine a mare! Le macchine a mare! Io ora vedendo i video mi rendo conto che erano urla di panico, di disperazione, perché io quello che vedevo nei miei occhi non l'avevano mai visto. Vedevo queste macchine scendere ad una velocità impressionante, capovolgersi e riversarsi al mare. Lei che gridava? Cosa gridava? Credo che gridavo Madonna, le macchine a mare, salviamo Reitano, che è un nostro amico che era intrappolato nella macchina insieme ad una sua amica. Lei ha esortato il marito a fare un salvataggio, può raccontarci? No, è stato sinceramente mio marito che noi avevamo visto questa macchina che si addentrava, noi abbiamo fatto marcia indietro. Volevamo attraversare il torrente per raggiungere mia mamma, ma vista l'impraticabilità mio marito si è ricordato di quella macchina che si era inoltrato e ha detto sicuramente saranno in panne e andiamo a cercarli, e abbiamo fatto tutte le vie di Torre fino a che siamo arrivati all'altezza dove era bloccata la macchina. Sono stati momenti drammatici. Adesso che mi rendo conto, sì, in quel momento abbiamo solo pensato che li dovevamo tirare fuori perché già vedevamo tutti i detriti, compresa una grande botte che stava frenata da una ringhiera che stava per buttarsi a mare, quindi la stessa cosa sarebbe successa alla macchina probabilmente. Adesso quelle macchine sono in acqua, ma sembra fosse un film ieri. Sì, dai video che ho fatto, perché sono riuscita a riprendere degli attimi, sembrano dei film d'azione. Lei inizialmente urla, poi addirittura il marito diceva tieni il portafoglio perché... E mio marito, quando ha visto che si è buttato, diciamo in strada, quella è una normale strada dove noi passeggiamo e l'acqua arrivava sopra le ginocchia, e ha detto tieni il portafoglio, perché noi non eravamo usciti per andare a salvare le persone o comunque andare in mezzo al fango. E invece avete salvato comunque 2 persone e non è poco. No, vabbè, si fa. Penso che l'avrebbero fatto tutti, no? Momenti sicuramente drammatici quelli vissuti
diciamo in quell'area geografica tra Riposto, Giarre e anche la Cese, insomma davvero con il crollo anche di parte della Timpa ad Acireale. Emanuela, i giornali stamattina sono ancora pieni evidentemente di questa vera e propria emergenza. Sì, allora partiamo dalla Sicilia di oggi perché dicevamo tra le aree più colpite c'era questa di Torre Archirafi, siamo nel comune di Riposto, la borgata si trova appunto sul mare, ma un po' più a monte è stata colpita anche tutta l'area di Altarello, che invece è una frazione di Giarre. Proprio ad Altarello, ecco, ti faccio vedere cosa è accaduto, lo abbiamo fatto vedere anche nei nostri telegiornali. Il torrente Babbo è stato scoperto ieri, c'era il sopralluogo del capo della Protezione Civile Cocina, non esiste più perché è stato trasformato in via Foscolo. La scoperta del direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, che dice: adesso mi rivolgerò alla procura. Assurdo costruire e cementificare, per fortuna non c'è scappato il morto, bisogna ripristinare le origini dei luoghi. Questa è la conferma, Emanuela, che la mano dell'uomo quando succedono disastri di questo genere c'è quasi sempre. Sì, no, c'è solo ed esclusivamente la mano dell'uomo. Diciamo che la natura fa il suo corso, poi è chiaro che se noi andiamo a costruire là dove... un esempio lo è anche Stromboli, che essendo rimasta senza vegetazione, chiaramente ad ogni pioggia la montagna frana e continua a cadere, appunto, a scivolare sulle abitazioni. Anche in passato, pensiamo a Giampilieri, pensiamo a tante altre, ma anche più recentemente, non siamo in Sicilia, siamo in Spagna, a Valencia, anche lì è stato dimostrato che c'è stato l'intervento dell'uomo che comunque ha cambiato i luoghi. I luoghi, e poi la natura si riprende ciò che è suo. E quindi questa scoperta oggi, via Foscolo, è praticamente un enorme cratere. Tra l'altro lì c'è la casa circondariale di Giarre, proprio in questa strada dove prima doveva esserci appunto un torrente. Poi, sempre su questa pagina della Sicilia, vediamo Torre Archirafi che si lecca le ferite, si lavora per ripristinare il muro di cinta del lungomare. Questa mattina invece la Protezione Civile sarà a Mascali, strade impraticabili a Riposto, la via Carbonare è ridotta ad un percorso di guerra, così come la via Simone Grasso. Chi ha la possibilità, soprattutto i residenti lo sanno benissimo, di girare per le vie cittadine appunto di questi comuni colpiti da questa alluvione, sa benissimo che cosa sta succedendo, cioè le strade sembrano bombardate, Angelo, non sembra che ci sia stata un'alluvione, sembra veramente che ci sia stata una guerra. E poi prima parlavamo di Stromboli, vediamo la Gazzetta del Sud. Stromboli chiede a gran voce lo stato di emergenza nazionale. Ieri la protesta di 150 residenti dell'isola, compresi alcuni ginostresi. Siamo arrabbiati e spaventati, le nostre vite in serio pericolo. Istanza inoltrata della giunta Schifani, questa è la notizia che è arrivata ieri pomeriggio al governo Meloni, cioè la regione vuole chiedere lo stato appunto di calamità di emergenza nazionale. Stromboli che paga ancora il peso di quel famoso incendio che è avvenuto nel 2022 e i residenti dicono da allora ad oggi non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza comunque l'isola e le nostre abitazioni. Andiamo a vedere le altre pagine e allora partiamo da Repubblica Palermo, la prima pagina. Altri argomenti: ex parlamentari nel sottogoverno, la carica dei riciclati alla regione. Primatisti del voto forzisti, cuffariani di ritorno e delusi dal centro-sinistra finiti alla corte della Lega. La mappa di chi ha chiuso con la politica ma non troppo e siede invece in uffici di gabinetto, enti e società. Questa è la scoperta di oggi di Repubblica Palermo. E poi il retroscena, contributi dell'ARS senza rendiconto, quella regola sospetta. Altre notizie: alla scuola Borsellino di Palermo spari davanti ai bambini, lezione shock dei vigili, i bambini terrorizzati, e il comandante si scusa, non accadrà mai più. Hanno sparato con una pistola a salve ma i bambini si sono spaventati tantissimo. E poi l'intervista sempre in prima pagina, Puglisi sì sul biondo,
pressioni della politica, ma ho fiducia in Santoro. E poi il reportage con Lentini che piange Margaret, non aveva mai fatto un'anestesia, questa l'ha scoperta. Vediamo la notizia in primo piano, viaggio nel sottogoverno, oggi di Repubblica, lei non sa chi ero io, questo è il titolo, l'almanacco dei riciclati. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega piazzano le bandierine in uffici di gabinetto, enti e società di regione e comune. Il caso di Armao, candidato presidente con Azione e adesso esperto di Schifani. Scoma e Cascio, derby degli ex primatisti del voto, e qui vediamo appunto alcuni volti e la spartizione poi a chi fanno riferimento tra Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Andiamo a vedere altre notizie, ecco per esempio questa qui che abbiamo visto in prima pagina. Papà, hanno sparato a scuola, lezione shock alla materna, bambini in lacrime e l'ira dei genitori. Agenti della Polizia Municipale hanno simulato un arresto, le scuse della preside e del comandante che hanno detto non accadrà mai più. Questo è accaduto ieri mattina nel plesso Ferrara dell'Istituto Comprensivo Rita Borsellino alla Magione. Gli agenti della Polizia Municipale di Palermo, in una dimostrazione appunto nel cortile, hanno sparato 4 volte a salve durante una lezione di educazione stradale, inscenando appunto l'arresto di un malvivente. Ma questa scena ha scioccato i piccoli alunni appunto di questo istituto. Vediamo anche la Gazzetta del Sud, la prima pagina, gli assunti al Comune, 350 assunti al Comune in primo piano, oggi la firma di altri 171 neodipendenti vincitori del famoso concorso appunto che era stato bandito nella città dello Stretto. Si completa così il piano di ricambio generazionale, funzionari tecnici e amministrativi che lavoreranno sui progetti del PN+. E poi vediamo Stromboli, la protesta qui nel taglio centrale e l'emergenza nazionale. Violenza di gruppo, abusi su una sedicenne, 2 arresti a Rimini incastrati dal DNA. Tra poco vedremo questa notizia che è abbastanza inquietante. Intanto vediamo le altre di cronaca siciliane. A Merì ricorderà il ragazzino Ayman che era stato trovato carbonizzato, aveva solo 16 anni, trovato morto tra le fiamme. La procura chiede ancora l'archiviazione, mentre la famiglia chiedeva appunto di fare luce su questo caso, perché non ha mai ritenuto che il bambino potesse essersi ucciso e poi dato a fuoco. Vediamo ancora il Giornale di Sicilia. Abbiamo già visto la notizia delle sorelline stuprate. Ancora vediamo giunta regionale, psicologo di base, varate le regole per il nuovo servizio. Le ASP ne selezioneranno 200 in convenzione, ma per la visita servirà la ricetta del medico generico. Ancora altre notizie, Lentini, la giovane morta a 22 anni, accertamenti ancora sullo studio dove è stata operata. E poi a Mazzara torna in cella il radiologo amico di Matteo Messina Denaro. A Palermo, colpo in via Roma, l'auto come un ariete sulla vetrina di un bar, violati i sigilli apposti al locale, portati via soldi e anche bottiglie di liquori. E poi vediamo anche la prima pagina della Sicilia, velocemente. In alto alcune notizie di cronaca, l'agonia di Margaret, intanto un video inchioda i medici dello studio fantasma. A Piazza Armerina, schiaffeggiato il ragazzo che girò il video intimo di Larimar, oggi i funerali della ragazza. A Palermo, violenze su minori in casa, gli orchi erano nonno e zio con i genitori complici. E poi la fotonotizia, la beffa dell'acqua, che è il tema di apertura, nessun effetto del maltempo sulla siccità, solo rinviato lo stop all'Ancipa. Fatuzzo rilancia sui dissalatori, calamità dall'Unione Europea, potrebbero arrivare 400 milioni all'Italia. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te per la rassegna stampa nazionale e internazionale. Come ogni mattina adesso è il momento di collegarci con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina è con noi l'ispettore Filippo La Rosa, buongiorno, si trova a Sant'Agata di Militello.
Buona giornata. Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale. Cominciamo con il dire che non si segnalano particolari criticità in data odierna dopo i difficili giorni trascorsi. Relativamente alla tangenziale di Catania e alla 18 di Ramazione segnaliamo le consuete code in direzione Siracusa e in direzione Catania Centro. Sull'autostrada Messina-Palermo permane la chiusura notturna del tratto compreso tra gli svincoli di Patti e Brolo in direzione Palermo. Relativamente all'autostrada Catania-Palermo invece permane la chiusura dello svincolo di Enna in entrata ed in uscita. Si consiglia naturalmente per raggiungere il Centrennese di utilizzare o lo svincolo di Mulinello o lo svincolo di Taino. Il consueto consiglio degli amici della Polizia Stradale odierno riguarda l'obbligo di pneumatici invernali o di catene in alternativa che dalla data odierna 15 novembre sino al 15 aprile interesserà di tratti di strada della nostra rete viaria siciliana ed in particolare per quanto riguarda quelle di nostra competenza sull'autostrada A19 Catania-Palermo, il tratto compreso tra Mulinello e Buonfornello. Anche alcune strade molto importanti statali del nostro territorio saranno interessate da tale obbligo, ed in particolare la strada 120 dell'Etna e delle Madonie, la strada 116 che collega Capodorlando con Randazzo e la strada 289 di Cesarò. Su questi tratti, ribadisco, da oggi e sino al 15 aprile il transito è consentito esclusivamente agli autoveicoli muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene o mezzi antisdrucciolevoli a bordo. Dalla Polizia Stradale è tutto, buona strada. Grazie all'ispettore Filippo La Rosa che stamattina era in collegamento con noi da Sant'Agata di Militello per la Polizia Stradale del compartimento Sicilia Orientale. Come ogni mattina allunghiamo il nostro sguardo anche sulla circonvallazione di Catania, un nodo cruciale, quello attorno al Tondo Gioieni. Vedete le auto viaggiano in maniera spedita, non ci sono particolari ingorghi. Certo, chiaramente l'ora di punta si registra magari una presenza diciamo importante di automobili, però non ci sono rallentamenti significativi. Facciamo adesso una breve sosta e poi ci ritroviamo con la rassegna stampa, stavolta quella nazionale ed internazionale, come sempre con Emanuela Corsi. Bentornati a Buongiorno Sicilia, c'è un aggiornamento dalle agenzie. È stata emessa nella serata di ieri dal Tribunale di Messina la sentenza del processo Montagna Fantasma, con al centro il traffico illecito di rifiuti provenienti dall'edilizia, 15 le condanne, 9 le dichiarazioni di prescrizione. C'è stata anche un'assoluzione. Secondo l'accusa, per alcuni anni i principali costruttori della città si sarebbero rivolti al gruppo dei Mancuso, figure di riferimento del clan Romeo Santa Paola, per l'esecuzione dei lavori di movimento terra in provincia di Messina per smaltire illegalmente e anche a un prezzo più basso il costo dei loro rifiuti di cantiere in una discarica abusiva tra i boschi di Gravitelli. E adesso, come annunciato da Emanuela Corsi, rassegna stampa nazionale e internazionale. Partiamo dalla prima pagina di Repubblica. Angelo, intanto vediamo in alto: autonomia, smontata la riforma, la Corte accoglie il ricorso delle regioni di centro-sinistra su 7 norme che sono state giudicate dalla Corte Costituzionale incostituzionali. Intervenga il Parlamento, questo l'invito dei giudici, l'opposizione esulta, legge fatta a pezzi, adesso il governo si fermi. Calderoli, che appunto è il padre di questa riforma: rispettiamo i giudici e valuteremo le correzioni. E poi Meloni Schlein, lite sull'Europa, la leader PD l'ho chiamata e lei che non risponde, dice Schlein. Ancora la Commissione europea, maggioranza divisa, Mattarella che riceve Fitto, nominato appunto vicepresidente della Commissione.
è come, diciamo, in qualche modo l'intervento di Mattarella è come volere, diciamo, confermare, dare un imprimatur anche dalla Quirinale, dal Colle, per questa sua candidatura. E poi tutti i cattivi di Trump. Oggi abbiamo questa carrellata di foto, sono alcuni fedelissimi di Trump scelti per il suo nuovo governo. Andiamo a vedere appunto chi sono e perché vengono definiti cattivi. Allora, qui leggiamo tutti gli uomini del presidente, famoso titolo di un celebre film. La fedeltà e la vendetta, così Trump sta trasformando il suo governo, ma estremismo e incompetenza rischiano però di farlo fallire. Vediamo allora alcuni nomi. Capo di gabinetto nominata Ice Baby Wiles. Ice Baby naturalmente è un soprannome per il suo sorriso di ghiaccio. Stiamo parlando di Susan Summerall Wiles, che è prima donna nella storia a capo di uno staff della Casa Bianca. Nata nel New Jersey, figlia di un giocatore di football, ha cominciato la sua carriera in Florida. Una notte venne svegliata da una telefonata ed era Trump. Le offrì la guida della sua campagna in Florida. Poi c'è vice capo di gabinetto invece Stephen Miller, che sarà il braccio destro di Wiles, che abbiamo visto prima, già consigliere e speechwriter di Donald Trump. Si ispira alle teorie del maggioritario etnico di Caldwell, secondo cui le leggi contro le discriminazioni degli anni 60 hanno spinto i bianchi nel gradino più basso della gerarchia di razze. Questo è il suo pensiero. Poi alla salute Robert Kennedy Jr., Novax, che ha tradito la famiglia. E ancora l'ambiente, il negazionista Zeldin, che abbiamo visto è contro gli accordi di Parigi, tanto che appunto la posizione del governo Trump fa un attimo... ha promesso praticamente un ordine esecutivo, immediatamente esecutivo, non appena si insedierà Trump. Esattamente, e fa storcere il naso sicuramente agli altri paesi, soprattutto all'Europa. Alla sicurezza nazionale c'è Waltz, il pluridecorato nemico della Cina. E ancora vediamo altri personaggi. Gabbard dall'intelligence nazionale, l'ex democratica che è amica di Putin e Assad. E poi alla giustizia c'è Matt Gaetz, che dietro il quale o sul quale c'è quest'ombra del sesso con i minori. Infatti lui è un indagato perché è stato accusato di rapporti sessuali con una minorenne e uso di droghe. Ancora vediamo alla sicurezza interna c'è la governatrice Christy Noem, che ha sparato al suo cane. Lei addirittura era stata scelta in un primo momento come vicepresidente da Trump, poi ha dovuto correggere il tiro perché è uscita fuori questa sua autobiografia dove raccontava senza alcun, come dire, sentimento, niente, che aveva freddato il suo cane con una pistola soltanto perché era un po' irrequieto, un cucciolo di cane che lei ha trascinato, così ha raccontato, in un campo dove c'era della ghiaia e gli ha sparato in testa. E poi altro personaggio che fa un po' discutere è Hegseth, la destra religiosa di Fox News, che va al Pentagono. Da conduttore TV a capo dell'esercito più potente del pianeta, Pete Hegseth, 44 anni, star di Fox News e veterano in Iraq e Afghanistan, è il nuovo segretario della difesa. E poi ci sono altri nomi, cerchiamo di essere un attimo più veloci. Musk, ecco, i conflitti di interesse del miliardario che è sicuramente uno degli uomini in questo momento più vicino a Trump. E anche più chiacchierati, direi. È più chiacchierato già da tempo. Poi a proposito di Musk, ecco, restiamo su Repubblica perché c'è la frenata di Musk dopo gli attacchi di qualche giorno fa ai nostri giudici. Non volevo ledere la vostra sovranità, il patrono
patron di Tesla, che 2 giorni fa ha sentito Meloni, precisa attraverso il suo uomo in Italia, parlava da privato cittadino, nulla di personale con i giudici, ma non si fa intimidire. Poi contatto Premier Quirinale. Ma il suo, ecco, dicevi uno dei più chiacchierati, perché il suo uomo in Italia, chi è? Che appunto ha detto queste parole per conto di di Musk, è Andrea Stroppa. È il suo braccio destro in Italia, che però ricorderai era finito nella inchiesta Sogei, che aveva portato all'arresto del direttore generale per corruzione, cioè lui, Iorio, stava intascando una mazzetta, quindi in questa maxi inchiesta che ha portato all'arresto di Iorio c'era finito anche lui. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Autonomia, colpo alla legge, l'apertura come in tanti quotidiani, accolto parzialmente il ricorso di 4 regioni, scontro tra i partiti, Conte, l'Italia è una. Per la consulta 7 norme sono incostituzionali, Calderoli, la riforma non si ferma. E poi vediamo altre notizie per la cronaca. A Rimini il contatto sui social, poi la violentano, arrestati 2 ragazzi, la vittima ha 16 anni. E a proposito di giovani vittime, si parla anche di Margaret, si indaga sui permessi del centro estetico dove è stata operata. Il fidanzato ha raccontato: io sono stato cacciato. Andiamo a vedere cosa è incostituzionale secondo la consulta nella riforma Calderoli. 7 norme bocciate, appunto. Il Parlamento le riscriva, questa è la decisione dei giudici. Opposizioni all'attacco del governo. 4, ricordiamo, regioni avevano presentato ricorso nei confronti della legge e sono Campania, vediamo Toscana, Sardegna e poi ancora nell'altra pagina la Puglia. Ne terremo conto, dice Calderoli al Corriere oggi, ma la legge va avanti, per i giudici non è contro la carta, i provvedimenti attuativi saranno in linea, questa la promessa appunto di Calderoli. Andiamo a vedere la cronaca, intanto si indaga ancora sulla morte di Margaret, la siciliana che era andata a farsi operare al naso a Roma, indagine sui permessi, le chiesero, pensa, alle analisi via WhatsApp. La ragazza al vaglio ci sono anche le chat su TikTok, insomma questi medici che utilizzavano molto i social, tra l'altro proprio sui social lei aveva scoperto questo posto per operarsi. E poi vediamo la testimonianza del fidanzato che dice: lei stava morendo e quei 2 medici mi hanno cacciato, io ho ripreso tutto, questo piccolo difetto al naso, dice lui, non la faceva stare bene, era vanitosa, anzi lo dice la madre questo, è vero, ma non meritava che finisse così, era una ragazza dolcissima, solare e stravagante. Vediamo velocemente altre notizie. Intanto a Rimini una storia di violenza sessuale, stupro, incastrati da tatuaggio e DNA, violenza su una sedicenne, arrestati 2 amici di 17 e 18 anni, i contatti con la vittima su Telegram, l'hanno violentata e poi l'hanno veramente letteralmente scaricata in strada dopo la violenza. La Stampa, vediamo pieni poteri, Musk tratta con Teheran per quanto riguarda la politica statunitense e poi la consulta invece smonta l'autonomia. La fotonotizia, match Sinner agli ATP Finals, Yannick batte Medvedev in 2 set e semifinale da primo. Certamente un momento d'oro per il numero 1, attenzione, del tennis imbattibile, vince mondiale. tutto. Sì, è un periodo certamente importante per lui. Prima di fermarci c'è un altro aggiornamento. La direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni per un valore di 3 milioni di euro nei confronti di Salvatore Giuliano e di altre 9 persone a lui vicine. Giuliano ha iniziato la sua carriera criminale sin da giovanissimo fino a diventare
un vertice del clan giuliano operante principalmente nel comprensorio territoriale tra Pachino, nel Siracusano e Portopalo di Capopassero, e storicamente legato al clan catanese dei Cappello. Nel lungo percorso criminale ha condizionato la libera scelta di una comunità, quella di Pachino, e dei territori limitrofi, con particolare riferimento anche al mercato ortofrutticolo. Ci fermiamo, vediamo adesso il meteo e poi il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì alta pressione dominante sulla Sardegna e al centro-nord con prevalenza di sole, mentre al sud avremo ancora residui, fenomeni, così come su Sicilia tirrenica, dove avremo un po' di variabilità in mattinata con rovesci che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. Nel complesso poi sarà una giornata stabile con clima asciutta e con prevalenza di sole. Il tutto con temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Localmente si raggiungeranno i 20-21 gradi, specialmente sulle zone costiere. E così anche nella giornata di sabato, prevalenza di sole su tutta l'isola in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Venti che a tratti saranno moderati sulle zone costiere, ma comunque in graduale attenuazione, e anche come temperature non avremo particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Desiree, non dire di che si tratta, Tutti i giorni su Antenna Sicilia e Telecolor. Non lo diciamo. Ma che non diciamo di che si tratta? Che non si vede di che si tratta. Io che Se ci vado non dicevi appresso, così non ragazzi, l'avrebbero capito. non si vede. Non lo dire. E allora torniamo di nuovo insieme. Do il benvenuto e il buongiorno a Giovanni Petralia, buongiorno, che è l'assessore alle manutenzioni del comune di Catania. Insomma, è impegnativo questa sua delega, perché le strade di Catania non stanno proprio bene. Poi veniamo da una settimana di piogge, alcune diciamo un po' più forti, altre un po' meno diciamo insistenti. Indubbiamente la città di Catania, le città, alcune strade della città di Catania hanno risentito e risentono certamente anche diciamo, di questi episodi temporaleschi. Sì, esatto, è stata sicuramente una settimana molto dura, una settimana di grande impegno. Abbiamo organizzato diverse riunioni, diversi tavoli tecnici anche con gli altri colleghi, col sindaco, per fare il punto della situazione continuamente. Le strade effettivamente hanno avuto in alcune parti dei danni, devo dire fortunatamente non dei danni incredibili come magari abbiamo visto in altre zone anche della nostra stessa provincia, però già diciamo, dalle ore successive alla pioggia abbiamo subito messo in moto tutta una serie di attività di manutenzione stradale. Vi erano delle squadre diciamo H24 di reperibilità che andavano subito a rimediare ogni qualvolta nascevano delle voragini sul manto stradale, quindi devo dire che grazie a questi interventi continui la situazione è stata per lo più sotto controllo. Allora, c'è un vostro servizio anche, un indirizzo di posta elettronica al quale ci si può rivolgere, tutti i cittadini lo possono fare, tutti i cittadini di Catania, quando ci si rende conto che magari la strada dove si abita oppure una strada che si percorre spesso ha dei problemi, si può chiamare, si chiama Catania senza buche @comune.catania.it. La segnalazione viene raccolta, viene evidentemente poi protocollata e girata evidentemente a questo personale che si occupa di rattoppare, perché si può soltanto rattoppare, attenzione, in casi come questi. Sì, sono dei casi appunto che riguardano degli interventi immediati, quindi non si può certamente andare a scarificare e rifare il manto stradale, ma sono interventi rapidi. C'è anche un'altra app, MyCity, che molti utilizzano, disponibile anche sul sito del Comune di Catania, dove spesso riceviamo moltissime segnalazioni da parte dei cittadini. Abbiamo dei funzionari che continuamente verificano queste segnalazioni, oltre a quelle che ci giungono logicamente dai consiglieri di municipalità, dai consiglieri comunali, che ci danno una grossa mano nel mettere in evidenza quelli che sono i casi più urgenti. Quello delle buche è comunque uno dei problemi, uno dei tanti problemi che vanno affrontati anche da un punto di vista della manutenzione, attenzione, perché è chiaro, adesso stiamo vedendo delle immagini che scorrono, nelle ultime
negli ultimi anni sono stati fatti degli interventi, è stata rifatta la circonvallazione di Catania, da qualche settimana sono stati ultimati anche i lavori in Corso Italia, Viale Regina Margherita, una parte insomma, di questi lavori che erano necessari perché sono stati fatti non sono nostri, diciamo, li ha svolti. Allora, diciamo, dobbiamo creare una distinzione tra quelli proprio lavori, importanti comunque sul mando stradale. Quelli ad esempio al centro, sul Corso Italia, ma anche via Tomaselli e via dicendo, sono delle attività che sta svolgendo in quell'area terna, in altre zone Enel, perché dopo gli scavi che vanno a realizzare per migliorare il sistema sotterraneo hanno poi l'obbligo di ripristinare il mando stradale. Noi insieme all'ufficio UTU facciamo un'attività per lo più di controllo, però diciamo, sono loro che si stanno occupando del rifacimento del mando stradale. Invece ad esempio la circonvallazione, ma anche via Cristoforo Colombo, che ricordiamo era piena di buchi, adesso è una strada in sicurezza, sono tutte delle attività che ha svolto il Comune, in quei casi però grazie a delle risorse che provengono da progetti europei. Purtroppo la difficoltà vera è questa, noi con le difficoltà economiche che abbiamo all'interno del nostro bilancio non abbiamo la forza magari per andare a prendere una strada di grandi dimensioni e rifarla completamente, quindi spesso noi come manutenzione andiamo avanti per priorità, per emergenze e poi sfruttando le risorse di progetti europei possiamo pensare di riqualificare completamente intere strade come fatta ad esempio sulla circonvallazione, su via Cristoforo Colombo e via dicendo. Allora, lo scorso anno sono stati messi a bilancio 600 milioni di euro per le strade, una cifra... No, io per leggo le strade 600 mila euro. 600.000 euro. Bellissimo. 600.000 euro, chiedo scusa, 600.000 euro, che è una cifra irrisoria, dobbiamo dire, perché per quella che è la situazione, per come è, chiaramente, ma non è soltanto Catania, attenzione, un po' tutte le città, un po' tutti i comuni hanno queste difficoltà per il rifacimento perché sono delle spese importanti. Cosa fate voi? Cosa potete fare? Lei diceva prima si fa ricorso ai fondi europei. Adesso noi sappiamo che bisognerà fare dei lavori per il collettore. Ok, allora, perché è necessario, è un altro, diciamo, non è il suo campo, questo non si occupa lei direttamente, però chiaramente i lavori per il collettore porteranno poi anche al rifacimento delle strade. Quelli sono fondi indubbiamente che non appartengono al bilancio comunale, ma vengono da altre risorse. Esatto, diciamo che a livello europeo esistono delle forme di finanziamento di natura diversa. Noi magari andiamo in contatto continuo con le politiche comunitarie a ricercare quelle che riguardano proprio la strada, i lavori stradali, però indubbiamente se l'amministrazione riesce a trovare dei fondi anche per rifare, riqualificare il collettore, sicuramente all'interno del progetto verranno previste anche delle spese poi per il rifacimento finale del mando stradale. È logico, magari le spese e il progetto non riguarderà solo il collettore in sé, ma anche il rifacimento. Diciamo che con quei 600.000 euro noi andiamo avanti, come dicevo, per emergenze purtroppo, perché immaginiamo ad esempio via Cristoforo Colombo che è stata rifatta completamente insieme ai marciapiedi e l'illuminazione, è un progetto di 3 milioni di euro, quindi praticamente noi con 600.000 euro potremmo rifare una piccola strada e rimanere poi tutto l'anno senza risorse, quindi purtroppo andiamo avanti per emergenze andando a mettere subito una pezza ogni qualvolta si manifestano dei casi di vera urgenza. Sono tante comunque le vie di comunicazione, le strade della città di Catania che necessiterebbero di interventi. Esatto. Una di queste è via Vittorio Emanuele, un'altra via Duca degli Abruzzi. Sono poi diciamo delle arterie di grande comunicazione che permettono in qualche modo di collegare la città alcune, altre magari di uscire dalla città perché via Duca degli Abruzzi è una diciamo, di queste strade che conduce dal centro e per arrivare alla circonvallazione quindi è percorsa ogni giorno da centinaia, per non dire migliaia diciamo, di automobilisti e motociclisti. Questo è anche un altro tema, perché chiaramente quando le strade non sono diciamo, a posto, indubbiamente ci sono dei rischi. Gli automobilisti forse un po' di meno, però si danneggiano cerchioni, si danneggiano pneumatici, si danneggiano le automobili. Chi va in scooter, chi va su due ruote chiaramente rischia un po' di più. Anche questo è un problema da attenzionare. Ma infatti noi diamo grandissima attenzione a quelle che sono le segnalazioni che ci pervengono e anzi invito tutti i cittadini ogni qualvolta vanno a rilevare un problema serio a comunicarlo immediatamente tramite i canali che abbiamo detto, perché purtroppo se noi non riceviamo una segnalazione magari possiamo non far caso a quel problema e si può manifestare l'evento appunto dannoso di cui stiamo parlando. Quindi invito tutti i cittadini, ma anche i consiglieri sia di municipalità che sono magari quelli più vicini al territorio, i consiglieri
consiglieri comunali a segnalarlo subito, perché noi affrontiamo nell'immediatezza i casi quelli di vero pericolo. Quindi magari non andiamo a rifare intere strade con le risorse a nostra disposizione, ma quando ci sono delle emergenze ci dimostriamo sempre presenti. Anche perché, voglio dire, quando c'è un incidente poi il comune viene chiamato, no? Esatto, A risarcire. spesso capita, sì, che appunto colui che ha subito il danno cita in giudizio il comune, quindi comunque ci sono tutta una serie di iter burocratici che poi il comune deve affrontare. Possiamo a grandi linee accennare e dire qual è la vostra, diciamo, il vostro programma per cercare di risolvere il problema? Allora, diciamo che in questo periodo il settore delle manutenzioni si sta impegnando anche su altre 3 aree importanti che io ci tenevo a citare, non solo quella della colmatura e buchi e via dicendo, ma anche la pulizia delle caditoie. È un argomento molto importante in questa fase. Abbiamo delle squadre. E a che punto si è? Ecco, diciamo che a Catania abbiamo nel complesso 26.000 caditoie, quindi è un numero esagerato, la nostra città è molto grande. Purtroppo anche in questo caso con le risorse che abbiamo a disposizione non abbiamo un grandissimo organico, quindi stiamo seguendo una strategia secondo la quale inizialmente stiamo focalizzando la nostra forza su quelle che sono le arterie più grandi, quelle che portano l'acqua dalle parti alte della città al centro, quindi per pensare a via Attenea, via Santa Sofia, via Vittorio Veneto, via Vincenzo Giuffrida, tutte queste grosse arterie, per poi via via spostarci nelle periferie. E questa è la strategia che si sta utilizzando in questo periodo. Un altro grande lavoro lo stiamo facendo sui corsi d'acqua, sui torrenti, visto anche quello che è accaduto in altre zone della nostra provincia. Abbiamo trovato in emergenza delle risorse, grazie al sostegno del sindaco e del capo di gabinetto, delle risorse in extremis per avviare delle attività di bonifica anche dei corsi d'acqua. Basta pensare ad esempio al torrente Acquasanta, il torrente Forcile di Santa Maria Goretti, ma anche il torrente Acquicella, dove riusciamo, grazie alla protezione civile, a finanziare un progetto da 1 milione di euro. Quindi, tutte diciamo, queste attività partiranno entro il mese, dovrebbero partire entro il mese di novembre. È una notizia importantissima quella che ci sta dicendo, perché se nella zona di via Acquicella, se la zona, diciamo, dell'aeroporto, l'area che è attorno all'aeroporto, perché quella va sempre sott'acqua, sott'acqua e va attenzionata. Lei immagini che durante la pioggia noi eravamo lì, noi come manutenzione, il sottoscritto personalmente e la protezione civile con le autopompe a tenere sotto controllo la situazione, e quindi siamo molto attenti a questo tema, tant'è vero che abbiamo in programma questi 2 progetti che dovrebbero partire entro novembre. Uno riguarda il torrente Acquicella, che conosciamo bene, ed è un grosso finanziamento da 1 milione di euro della protezione civile regionale, e uno più piccolo da 150.000 ci consentirà di fare degli interventi mirati sull'Acquasanta e sul Forcile. Quindi questo dimostra che comunque l'amministrazione trentina è attenta anche sulla tutela e in qualche modo la manutenzione dei corsi d'acqua. In qualche modo anche la sicurezza dei cittadini, perché risolvendo alcuni problemi si mettono in sicurezza anche le abitazioni, l'incolumità chiaramente dei residenti di quelle zone. E poi mi pare che voi avete lavorato tantissimo come manutenzione anche al cimitero di Catania. Al cimitero l'abbiamo fatto nelle scorse settimane, ci siamo visti appunto in prossimità della festa della commemorazione dei defunti, lo stiamo continuando a fare. Magari in questo periodo ci siamo, visto quello che è accaduto, concentrati un po' più su altri settori, ma sul cimitero ci lavoriamo quotidianamente, ma anche ad esempio sulle scuole. Anche la manutenzione delle scuole è basilare. Purtroppo questo meteo ha portato delle conseguenze serie anche all'interno degli istituti scolastici, ma anche lì abbiamo fatto una riunione importante col collega Guzzardi. L'assessore Guzzardi, ci tengo a dirlo, sta facendo un lavoro incredibile, lui è assessore all'istruzione. Siamo in continua comunicazione, abbiamo stilato una lista di interventi prioritari da fare anche all'interno delle scuole, quindi anche lì la manutenzione delle scuole è un altro argomento importante che stiamo affrontando in questa fase. Ci sono ancora in atto delle criticità? Diciamo che criticità davvero gravi non ce ne sono, fortunatamente. C'è stata qualche infiltrazione d'acqua, qualche piccolo allagamento esterno per lo più. Grazie alla chiusura delle scuole che è avvenuta, abbiamo visto anche qualche soffitto, qualche controsoffitto. Esatto, il controsoffitto è crollato, credo alla Brancati, ma l'indomani l'assessore Guzzardi era lì, eravamo in contatto insieme agli operai e quindi subito abbiamo posto rimedio. Diciamo che criticità serie fortunatamente non ce ne sono. Allora, assessore Petralia, io le auguro buon lavoro, perché ce n'è tanto di lavoro da fare.
magari non appena partiranno i lavori o comunque saranno avviati questi lavori che ci diceva lei nella zona del Forcile, zona Acquicella, eccetera, eccetera, potremmo magari andare a vedere con le nostre telecamere cosa state facendo e che cosa si farà nel concreto in modo tale da rassicurare chi vive in quell'area della città, magari per il futuro non avrà più conseguenze, diciamo, importanti, a meno che non ci siano poi episodi diciamo, atmosferici incontrollati, e noi ci auguriamo che questo non accada. Grazie all'assessore Giovanni Petralia, che è l'assessore alla manutenzione del Comune di Catania. Noi ci fermiamo, una breve sosta, fra poco torniamo di nuovo in studio. Buongiorno Sicilia, adesso cambiamo argomento come facciamo sempre e parliamo di Fai Tua la nostra città. Cerchiamo di capire che cos'è questo Fai Tu la nostra città. I nostri ospiti in studio, anzi le nostre ospiti in studio, la professoressa Teresa Di Blasi, che è la responsabile della diciamo, cultura della delegazione Fai del distretto di Catania, e poi invece, buongiorno, abbiamo anche Maria Pia Fontana, che è il direttore dell'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Catania. Tutto racchiuso in UDEPE. Buongiorno. Buongiorno a lei. Una sorta di scioglilingue, però ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti. Parto dalla professoressa Di Blasi. La nostra città è ricca di monumenti. Il Fai, diciamo che sa benissimo qual è il patrimonio artistico, culturale di Catania. Questi monumenti messi a disposizione per un fine, diciamo, importante, anche rieducativo, se mi permettete. Fra poco ci arriviamo anche, però quali sono questi monumenti? Beh, i monumenti sono veramente tanti, come lei ha giustamente sottolineato, però in questo caso abbiamo scelto un monumento, perché poi spiegheremo insomma, che siamo partiti dalla giornata d'autunno del Fai, che è un appuntamento ormai imperdibile per migliaia e migliaia di catanesi e non solo. Ma abbiamo scelto una chiesa bellissima ma quasi sconosciuta in piazza Federico di Svevia, che è la chiesetta di San Sebastiano. Veramente con implicazioni importantissime, interessantissime. Ecco, quindi già c'è stata la valorizzazione di un monumento poco conosciuto, e poi nel prosieguo di questo bellissimo progetto il nostro Carmine, che vediamo qui nel manifesto. Nella locandina che adesso magari la regia manderà anche in onda, perché la stiamo vedendo per adesso noi, adesso la vediamo anche, più famoso, la vedono anche da ma casa. Anche questo da riscoprire. Da riscoprire. Come si farà a riscoprirlo? Piano piano ci arriviamo, e adesso andiamo dalla dottoressa Maria Pia Fontana. È un progetto, questo Fai Tu la tua città, che coinvolge diciamo delle persone che nella loro vita hanno commesso degli errori, diciamo così, stanno in carcere. Però è un progetto di recupero, di rieducazione, di in qualche modo dare un'opportunità, una scelta anche per il futuro, perché l'obiettivo finale qual è? L'obiettivo finale è rieducare attraverso uno sviluppo del senso di appartenenza al territorio, e quindi sono persone che realizzano delle attività riparatorie riappropriandosi di quella quota parte della loro identità anche biografica, che affonda le radici su una comunità, valorizzando appunto dei beni culturali. Chiaramente sono formati a fare questo dai volontari del Fai, vengono accompagnati poi nel diventare ciceroni speciali, del tutto insoliti rispetto a quelli a cui normalmente siamo abituati noi, e chiaramente si mettono in gioco e si espongono anche a uno sguardo valutativo degli altri, perché persone che vivono a volte la vergogna, il disagio del reato debbono imparare a superare questo loro malessere attraverso questa buona attività come dire, di recupero della loro reputazione sociale, che li mette certamente in vista, quindi è un'esposizione anche allo sguardo degli altri. Abbastanza sfidante per persone che non sono abituate a fare questo genere di attività, quindi non tutti hanno un livello culturale elevato e molti debbono fare uno sforzo aggiuntivo per studiare, prepararsi e anche documentarsi sui beni culturali del nostro territorio. E questi corsi come sono strutturati, nel senso come vengono organizzati, perché vengono tenuti chiaramente dal Fai? Sì, è una cosa molto semplice, sono delle lezioni frontali
Quando possiamo li portiamo anche in giro per Catania, riscuotendo un successo proprio straordinario. Tra l'altro abbiamo scoperto, e questo per me è stata una lezione di vita molto importante, che spesso queste persone, anzi diciamo per il 99%, non so se la dottoressa condivide quest'idea, proprio sconoscevano quest'ambito, diciamo, della cultura in generale, che per noi, diciamo, è il quotidiano, il nostro pane quotidiano. Quindi è stato proprio una scoperta della città. E poi si svolgono all'interno di locali, quest'anno dentro la chiesa di San Sebastiano, con conferenze che trattano la storia di Catania, le leggende di Catania, e poi la storia di Sant'Agata, perché cerchiamo sempre come aggancio la nostra santa, che diciamo parla una lingua comune e che viene compresa da tutti. Alla fine di questi corsi, quando sono pronti, chiaramente avranno il compito, come diceva lei, di fare da cicerone. E a chi fanno da cicerone? Certamente l'uditorio e anche la platea dei visitatori è molto varia, perché va dagli studenti ai turisti, qualcuno addirittura ha dovuto imparare a parlare in inglese per in qualche modo esporre e spiegare le bellezze culturali appunto del nostro territorio, ma anche possono essere comitive che sorgono attorno ai servizi, quindi magari delle associazioni, degli enti del terzo settore che ci chiedono di poter prendere parte a questi percorsi guidati, mediati, accompagnati dai nostri ciceroni. Quindi si creano circuiti virtuosi che ci mettono anche in rete con altre realtà anche molto belle, oppure comuni cittadini, semplici cittadini, insomma, in visita nel nostro territorio, nella nostra città. Il progetto si svolge, ormai a fine mese ci saranno queste visite, immagino, perché leggo che l'aula tra il 23 e il 30 di novembre si chiudono le lezioni, si fanno queste lezioni, poi da quel momento in poi i ragazzi, queste persone, magari alcuni saranno giovani, altri meno giovani, parteciperanno e faranno da cicerone. In qualche modo è come dire, anche un riscatto. Assolutamente sì. Devo dire che diciamo, nella diversità di questi beni culturali di cui la professoressa Teresa Di Blasi è maestra, anche conoscitrice, no? C'è un tema forte che è quello delle ferite e anche la metafora del terremoto, perché sono due beni che sono stati danneggiati, no, dal terremoto del 1693, ricostruiti. Un po' irreato, un piccolo terremoto tumultuoso nella vita di queste persone e anche della comunità, e quindi loro imparano a ricostruire le fondamenta della loro identità e di se stessi, facendo qualcosa di utile per gli altri, e imparano anche a far fiorire le ferite subite e anche cagionate a questo territorio. E come le fanno fiorire? Tramutando il senso di colpa che crea passività in senso di responsabilità, in un riguardo al proprio territorio che passa anche attraverso una rieducazione del loro sguardo, della bellezza, del nostro paesaggio, dei nostri beni. Quindi è un progetto che si apre a tante anche interpretazioni, a tanti significati. Professoressa Di Blasi, questi ragazzi e queste persone saranno con voi nei prossimi giorni, e quando arrivano all'interno di questi monumenti, la reazione, perché adesso vorrei capire da un punto di vista proprio, sì, cioè, perché magari vanno a vedere, vanno a scoprire delle cose che non hanno mai visto, che neanche immaginavano, ma molti di noi magari non conoscono veramente le bellezze e questi, diciamo, questi beni preziosi che vengono custoditi all'interno di una chiesa oppure di un palazzo antico. Immagino che è un momento importante. Sì, è una bella domanda e molto pertinente. Intanto vorrei precisare che, pur non essendo io una psicologa o psicoterapeuta, abbiamo avuto degli effetti che possiamo proprio giudicare miracolosi, perché per esempio abbiamo avuto dei ragazzi di una timidezza impressionante che non sapevamo come inserire, che poi si sono proprio sbloccati. È stato, diciamo, il contatto fra di loro, quelli un po' più espansivi si sono trascinati gli altri, creando un circolo virtuoso per cui poi ognuno voleva superare. Questo credo che sia stato uno degli effetti collaterali che non ci aspettavamo. In positivo, molto in positivo. Alcuni ci hanno rivelato, proprio dicendocelo quasi tra le lacrime, che sono usciti da quello stato di disagio, per cui diciamo un effetto terapeutico
terapeutico grandissimo. E poi questo dell'esposizione verso gli altri è stato superato abbastanza bene. Infatti noi possiamo dire che poi con una catena, diciamo, di positività, alcune persone che sono venute ci hanno già promesso che torneranno nei prossimi giorni, perché proprio è stata un'esperienza anche per gli uditori, cioè veramente un circolo che non finisce di stupirci e di darci soddisfazione. Molte volte magari non si immagina che alcune azioni, determinate azioni, possono poi portare a risultati così importanti, così significativi. Infatti. Io vi devo salutare, devo ringraziare la professoressa Teresa Di Blasi, che è la responsabile cultura del FAI, del Dipartimento FAI di Catania, distretto di Catania. Grazie anche mi permette di fare un ringraziamento anche a me, al mio staff di collaboratori, funzionari di servizio sociale che stanno dietro queste iniziative, che preparano e motivano i nostri utenti, insieme anche ai volontari del FAI. Grazie alla dottoressa Maria Pia Fontana, che abbiamo detto è il direttore dell'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Catania. Grazie buon lavoro per quello che fate. Ci fermiamo ancora, vediamo le pillole di almanacco, anzi no, facciamo una sosta, un breve break e poi torniamo. Torniamo di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, è il momento delle pillole dell'almanacco. Il 15 novembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale del cordone ombelicale. Il cordone ombelicale collega il circolo sanguigno del feto alla placenta, l'organo che permette il passaggio dal sangue materno a quello fetale dell'ossigeno e delle sostanze necessarie alla crescita e allo sviluppo. Il parto offre l'occasione per un prelievo semplice e non invasivo di cellule staminali contenute all'interno del cordone ed utilizzabili per trattare più di 80 patologie. È infatti possibile conservare tali cellule all'interno di una banca privata o pubblica, permettendo la donazione a chi necessita di un trapianto. Abbiamo già parlato di atmosfera, ma è necessaria per la vita su un pianeta? La risposta è sì, e si può immaginare come uno schermo che copre e avvolge la Terra. Molte delle radiazioni dannose del Sole vengono bloccate ed il calore viene trattenuto durante le ore notturne, rendendo appunto possibile la vita. Considerate che ad appena 10 km sul livello del mare, altitudine a cui volano gli aerei di linea, non vi è aria sufficiente a mantenere in vita gli esseri umani. Torniamo di nuovo in studio e adesso apriamo il collegamento con Marco Amato. Siamo nel fine settimana. Buongiorno Marco, vedo una tazzina. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Con un paesaggio, credo, sì, però non riesco chiaramente a capire di che cosa si tratti. Sì, però non... È un villaggio inglese. Un villaggio inglese, non riuscivo magari a carpire. Allora, siamo nel fine settimana. Marco, cosa ci dici? Che cosa ci dobbiamo aspettare? Un bel po' di cose. Ho scelto proprio la mia tazzina oggi proprio perché il tema principale è il tempo. Oggi è una giornata particolare perché accadono ben 2 eventi importanti nel cielo a contrassegnare l'andamento di questo fine settimana, ma anche un periodo abbastanza lungo nello zodiaco, ovvero la formazione della luna piena in Toro e la riattivazione del pianeta degli anelli. Saturno, dopo mesi di retrogradazione, torna a essere diretto, il che significa che il pianeta del tempo si risvegli. Il tempo, infatti, è determinante perché si rompa quella sensazione di stasi che lo zodiaco attraversava da qualche mese. Adesso è un periodo in cui di nuovo il tempo comincia a fluire, tutto è possibile ed è anche salutato e rincarato come significato dalla pienezza della luna, che indica sempre una rinascita, che indica sempre una salita emozionale
di sensazioni, di emozioni e di energie interiori che finalmente prorompono. In Toro c'è anche Urano, pianeta dell'imprevisto, quindi aspettiamoci un tempo decisamente molto più movimentato di quello che nei mesi scorsi è occorso. Ebbene, questo cosa disegna per questo weekend nei segni zodiacali? Sicuramente Saturno in Pesci che riparte, Luna in Toro vedono privilegiati i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, e i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Ebbene, queste due terne zodiacali sicuramente gli acqua si avvalgono di Saturno. Saturno è anche il pianeta del lavoro, dell'emancipazione, quindi delle conquiste molto importanti, professionali, oggettive per Pesci, Cancro e Scorpione. Il Cancro però dovrà assolutamente rivedere la sua logistica e quindi fare pace dell'eterno divario tra amore e lavoro. Mentre lo Scorpione, che ancora può lamentarsi di qualche termine sentimentale, adesso sta vivendo un momento assolutamente concreto e solido per quello che riguarda la sua personale realtà, la propria individuale capacità di evolversi. Pesci, più fortunato di tutti, sicuramente gode di un Saturno che gli darà modo di creare una realtà. Toro, Vergine e Capricorno, invece, con la pienezza della Luna, tornano a mettere a posto le emozioni. Era importante per il Toro, che deve mettere a posto tante cose nelle proprie relazioni. La Vergine invece, che si sentiva schiacciata e un po' oppressa, con Saturno che si riattiva sicuramente avrà messo da parte alcune certezze, anche se non ha cambiato totalmente la realtà, ma adesso sarà tutto molto più leggero, molto più semplice, mentre invece i Capricorno godono di un momento di nuovo di risalita piena e si sono resi conto che le basi gettate sono adesso pronte per costruire le altezze ambiziose a cui anelano. Cosa fanno i Fuoco e gli Aria? Gli altri due, le altre due terme, Ariete, Leone e Sagittario, devono fare i conti un po' con emozioni e sentimenti, ma l'Ariete va bene proprio perché sta di nuovo ricominciando a vedere le cose funzionare. Carriera e ambizione saranno assolutamente in auge. Leone, che proprio carriera e lavoro vorrebbe di nuovo esplodere, dovrà aspettare dei tempi, ma sono già formati i presupposti perché questo accada. Un po' di pazienza. Sagittario, a proposito di pazienza che non hanno, ebbene, invece di scalpitare dovete cercare di avvalervi di amici professionisti e collaboratori che vi aiutino a ultimare un progetto. Aria per ultimo, Gemelli e Acquario. I Gemelli stanno rimettendo un ordine cognitivo nella loro vita, dialoghi nuovi, interlocuzioni nuove e soprattutto una grande ricerca spirituale. Bilancia cerca sempre l'amore, ma la Bilancia per adesso è imperiosa, ha prese di posizione forti e vuole assolutamente delle certezze, soprattutto in famiglia e nell'ambito pratico. Acquario, che prenderà delle scelte importantissime proprio perché non ci sta più a fare sempre le stesse cose e come al suo solito vuole rivoluzionare il mondo. Ci riuscirà? Lo scopriremo vivendo, ma la risposta delle stelle è sì. E detto questo, auguro a tutti i 12 segni zodiacali un splendido weekend. Buongiorno Sicilia. Grazie, buongiorno anche a te, felice weekend. Adesso ci ritroviamo lunedì ovviamente con te, vediamo il weekend in Sicilia. Tra la fine del 1800 e i primi del 1900, in scena Bruno Prestigio e Michele Carvello, che hanno voluto dare vita a un testo teatrale capace di portare in scena una sensazione che ogni essere umano vive, quella del bivio. Amore e arte si incontrano sul palco del teatro Donna Fugata di Ragusa Ibla per regalare emozioni, mondi inesplorati, sguardi sorpresi. Venerdì 15 e sabato 16 novembre alle 20:30 Stefano Sabelli è interprete dello spettacolo Figli di Abramo. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Abbiamo il tempo per ritornare da Emanuela Corsi con i quotidiani. Ti faccio una domanda, sei mai andato a mangiare da sola al ristorante? Qualche volta per lavoro sì.
Bene, allora, a quanto pare crescono le persone che amano andare a mangiare da sole al ristorante, non per lavoro ma proprio per piacere, perché così non sono disturbate dagli altri commensali. Perché sì, questo è un argomento che divide, ecco. Tanti dicono che è triste, per altri invece è un piacere. Comunque da soli e felici al ristorante. Siamo sul Corriere della Sera. Dall'Inghilterra più 14%, all'Italia sono sempre più le persone per cui mangiare senza compagnia non è un tabù ma un piacere, cellulari permettendo. E poi hanno sentito anche alcuni personaggi noti, per esempio questa attrice Marial Riva: la prima volta ho mangiato da sola a 21 anni, mi sentivo grande. Però c'è Massimo Ghini, attore, che dice: a casa non eravamo mai meno di 8 a tavola. Io continuo la tradizione, per lui insomma ci deve essere sempre qualcuno seduto a tavola per godere del cibo anche che c'è. Sono d'accordo con Massimo Ghini, grazie Emanuela, ci ritroviamo la prossima settimana con Buongiorno Sicilia. Adesso ci lasciamo con un grande successo dei Mattia Bazar, la voce è quella di Antonella Ruggero. A tutti, felice fine settimana.